Questo è un emendamento che interviene e riscrive nei fatti l'articolo 10 proposto dalla Giunta, che interveniva su una questione che esiste, cioè sulle sanzioni che venivano irrogate all'agenzia di viaggi che non ottemperava agli obblighi previsti per legge, in particolare la stipula della polizza assicurativa e la disponibilità di un direttore di agenzia. La Giunta ha raccolto una preoccupazione che era stata sollevata da alcuni operatori, dove si metteva in evidenza la sproporzione tra l'eventuale diciamo, inadempienza dell'agenzia di viaggio e la sanzione prevista, e dunque nella versione iniziale proposta dalla Giunta c'era nei fatti una cancellazione della sanzione. Riconoscendo, diciamo, l'essere fondata della richiesta di intervento da parte degli operatori raccolta dalla Giunta, con questo emendamento propongo una sorta di modularità rispetto all'intervento, quindi non una semplice cancellazione della sanzione, ma una gradualità in base alla gravità dell'inadempienza messa in atto. Mi sembra un modo attraverso il quale possiamo raccogliere, diciamo così, la richiesta degli operatori economici che ritenevano eccessivamente pesante la sanzione, ma al contempo diciamo, non transigere rispetto al rispetto della legalità e delle regole in un comparto molto delicato che è quello delle agenzie di viaggio, in particolar modo in riferimento alle tutele che i viaggiatori, cioè i consumatori, devono vedersi garantiti nel momento in cui prenotano un viaggio. L'idea di organizzare le sanzioni in maniera graduale è finalizzata al contemperamento di questi due interessi legittimi in campo. Grazie.